Un nuovo appuntamento con Brescia in tavola, siamo in Piazzale Arnaldo, lo vedete alle nostre spalle, in compagnia di Alexandra. Alexandra. Salve, ciao, grazie per essere con noi. Tu non sei bresciana? Certo che no. Di dove? Della Romania. Della Romania. Senti Alexandra, di che ti occupi nella vita, possiamo saperlo? Lavoro in una fabbrica. Ok, tutto bene? Prosegue bene? Sì. Okay. Tempo libero che fai? Hai delle passioni, interessi? Intanto mi prendo cura del mio cucciolo. Quindi c'è poco tempo libero, insomma, è dedicato al bambino. Quanti anni ha il bimbo? 1 anno e mezzo. Buono? Dà soddisfazione? Sì. Si dorme la notte? Certo, sì. Vabbè, allora il bimbo che tutti vorremmo. Senti Alexandra, tu hai detto che sei origine rumena, e com'è la cucina rumena? Tu fai più piatti della tua tradizione culinaria o piatti bresciani? Vado di misto. Ovviamente cucino anche la mia cucina sulle cose che ovviamente mi mancano, però vado anche di casoncelli, di tutte le cose che comunque a Brescia si mangiano. Quali sono? Cucino spesso, Sì. però comunque anche le minestroni, le zuppe di legumi e ovviamente i casoncelli perché mi piacciono tanto quelli alla carne. Prepari tu? Quelli comprati. Come sei svelato? Non è che ne ho tanto tempo di passare in cucina. Però, insomma, ti piace un po' la cucina? Spiedo bresciano e la polenta col formaggio e tutte le cose. Se tu avessi tempo dedicheresti più tempo alla cucina, no? Sì e no, Mi dipende. piace anche comprarli, andare ogni tanto al ristorante. Sì, ovviamente sì. Vabbè, quindi Casoncelli la fanno da padrone nelle nostre puntate di Brescia in tavola. Allora guarda Alexandra, noi oggi tra poco, dopo la sigla, parleremo di un piatto della Valle Trompia, i gnoccarei, che neppure io Mai sentiti. Ok. curioso tra poco con Federica di raccontarli. Ora io ti dico degli ingredienti, tu Alexandra mi dici secondo te se questi ingredienti sono presenti oppure no in questi gnoccarei. Sì, ma essendo che non ho presente il piatto non saprei se sono o non sono E presenti. serve per suscitare un po' di curiosità in chi ci sta seguendo. Allora, secondo te la polenta fredda c'è nei gnoccarei? No, non penso. Sì, ci sarà. Salamella ci sarà sì o no? Sì, No. Olive? sì, No, neppure queste. Farina bianca? Di sì? sì, Sì, esatto. Uova? sì. Petto di pollo bollito? C'è un altro tipo di carne? In questo piatto? Sì. No, non c'è un altro petto di... Diciamo gnoccarei. Di sì. Va bene, Anche sì. questo petto di pollo bollito ci sarà nei gnoccarei. La paprika, ce la mettiamo la paprika? Certo. Sì, nei gnoccarei no. Non lo so, cioè in piatti che io cucino anche da li metto ogni tanto, sì. Invece in Valle Trompia non la mettono. E il brodo ci sarà? Penso di sì. Brava, il brodo c'era. Va bene, grazie, piacere e in bocca al lupo e complimenti per il tuo lavoro di mamma. E iniziamo. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, spiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ed eccoci quindi dopo la sigla e la nostra Alexandra con i gnoccarei della Valle Trompia, quindi torniamo in Valle Trompia. Vogliamo commentare la performance di Alessandra? Federica? È stata bravissima. Strepitoso, vabbè. Comunque grazie a lei e a tutti gli amici che si sono sottoposti simpaticamente, gratuitamente ovviamente, alle nostre interviste spontanee che hanno reso più frizzante, più piacevole e più divertente queste nostre 20 puntate di Brescia in tavola, perché appunto con i gnoccarei si chiude questo breve percorso di Brescia in tavola di questa edizione. Allora, Valle Trompia l'abbiamo già raccontata un po' anche in precedenti puntate con altre ricette. Beh, insomma, è attraversata ovviamente dal fiume Mella e sin dall'antichità è stata sfruttata per le risorse minerarie e l'industria del ferro. Poi, che dire ancora? Sono tante le cose da dire ovviamente alla Valle Trompia, che magari è più conosciuta a livello industriale, però riserva anche delle sorprese a livello culturale, paesaggistico e gastronomico non indifferente. Il sistema ad esempio museale della valle, per esempio il sistema museale di Valle Trompia che opera anche con vari musei etnografici, archivi e percorsi industriali. Poi la via dei mulini, sapevi? Dalla via dei mulini? Sì. No, ma che sai, ma che Vero, dici? lo Non te sapevo. posso...
Sapevi da Sì, Rimini? lo sapevo. Questo percorso che testimonia l'uso storico dell'acqua per mulini, fucine e forni in valle. E poi vabbè anche in Valle Trompia, trekking, passeggiate, percorsi fra malghe e boschi. Poi per quanto riguarda la gastronomia e la gastronomia locale, il formaggio Valtrompia DOP, lo conosci? Sì. Pure quello conosci, Io, vedi? io adoro i formaggi. E quindi questo formaggio semigrasso a pasta extra dura prodotto con latte crudo, arricchito con zafferano, pensate, stagionato almeno 12 mesi. Evviva il formaggio Valtrompia DOP, il formaggio nostrano Valtrompia DOP, e viva anche le formaggelle, le formelle di alpeggio, tipiche, caratteristiche di tutti gli alpeggi della valle. Evviva anche quindi per quest'ultima puntata Federica Bella i nostri gnoccarei. Noi in una precedente puntata avevamo raccontato i brufadei, se non Esatto. sbaglio. Questi sono i cugini, un po' gli amici, parenti Esatto, stretti. sono i parenti stretti dei brofarei, Vabbè. però con una variante. Con una Qui variante. dovremmo usare la polenta. La polenta, allora vediamo un po' gli ingredienti. Allora ci vuole un po' di polenta fredda. La polenta fredda, qui abbiamo della farina, Farina in ma ci vorrà, rappresentanza. esatto, della polenta fredda, della farina bianca, delle uova, del petto di pollo bollito, Questo è crudo, lo dobbiamo ancora bollire. ovviamente del sale, del pepe e del brodo. Del brodo, ok. Allora, dovremo fare a pezzi la nostra polenta fredda, la metteremo in una terrina dove uniremo la nostra farina, le nostre uova e il sale ed il pepe. Lavoreremo tutto con una forchetta fino a rendere un impasto, a ottenere un impasto, scusate, omogeneo. Omogeneo, sì. Esatto. Che poi andremo a stendere in una prima. Col mattarello, no? Sì. Ah, vedi? Si Ma sta- è preparatissimo. Ah, ma che te credi? Vai avanti tu. Io i gnoccarei. Vai avanti la tu. pippa le viene, no? Capiti? Si offende perché. Dai, lo stendiamo con un mattarello. Sì, un po' di dovrà essere farina. abbastanza alto, una roba tipo Che? un paio di centimetri. Dici? Sì, così, occhio e vabbè, croce. dici tu. No, dai, non così alto. Vabbè, sì, comunque si fanno questi così alto. quadratini Sì. di circa Poi taglieremo 2 tutto centimetri. esattamente a quadratini e verranno poi calati nel nostro brodo bollente, una sottospecie come i brofadei di minestra. Ve l'hanno calati nel brodo per qualche minuto e poi andranno serviti E quindi col con brodo. del parmigiano. Sì, è un primo piatto, È un una primo minestra. piatto, una minestra di gnoccarei con arricchiti Fatti di appunto polenta. con questa polenta che i brofadei invece non avevano. Quindi provate anche i gnoccarei, amici della Valle Trompia, li conoscete? Qualcuno ancora li prepara in casa o qualche avo, il nonno, i genitori? Non penso che qualcuno sì. il ragazzo però tornando da scuola dice oggi mi faccio i gnoccarei. E gnoccarei. Si sa mai, magari soprattutto in queste Può giornate essere. autunnali, invernali, possono essere graditi. Va bene, allora con i gnoccarei appunto chiudiamo queste 20 puntate di Brescia in Tavola, vi ringraziamo per la fiducia e l'assiduità con cui ci avete seguiti, grazie anche per alcune segnalazioni che sono giunte in redazione, grazie a te Federica, sempre simpatica Grazie a te. e disponibile, un ringraziamento, un saluto particolare anche al nostro inossidabile regista Emanuele Carpella. A tutti voi, alla prossima e rimanete qui su Teletutto. Grazie. Arrivederci, grazie, ciao. Ciao. Ma che bontà, piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e cos de via, tutto a posto.